4 giorni in ospedale. Era stato trovato privo di sensi a Marghera dopo un violento pestaggio mentre tornava dal lavoro. Prima l'accoltellamento, poi l'aggressione ad una nostra troupe giornalistica. 2 giorni di paura a Mestre in una via chiave sempre più fuori controllo. Tirapugni, spade, pugnali, asce, persino balestre. La polizia ha sequestrato centinaia di armi che venivano vendute illegalmente in un negozio in piazza Brescia a Jesola accanto a souvenir e giochi per bambini. Omicidio di San Stino di Livenza, nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, domani sera una fiaccolata per ricordare l'insegnante. Da Cesare Pavese a Vitaliano Brancati, ma anche Saragat e la Costituente, le riflessioni sui concetti di meraviglia e confini. Il tema della maturità sorprende gli studenti comunque fiduciosi. La Donata Triveneta degli Alpini a Gemona è alle porte, 3 giorni di eventi e festa che Antenna 3 seguirà in diretta fin da domani mattina. Si parte alle 8:15 con i nostri inviati. Buonasera e ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca e con la morte dopo 3 giorni di agonia di Rakeb Kashem, un trentenne di origine bengalese che lavorava a Venezia come aiuto cuoco. Lunedì la polizia locale aveva trovato l'uomo privo di sensi in una strada di Marghera con addosso i segni di una violenta aggressione. È un mistero la morte di Rakeb Kashem, spirato all'ospedale di Padova dopo 3 giorni di agonia a seguito di una violenta aggressione di cui al momento non si conoscono i motivi né i responsabili. Lunedì Kashem è stato trovato a Marghera dalla polizia locale, privo di coscienza e con sul volto i segni del pestaggio. La sera di domenica il trentenne era partito da Venezia, dove lavorava come aiuto cuoco, prendendo a Piazzale Roma un autobus per Mestre, dove abitava con la famiglia. Su cosa sia accaduto tra il suo mancato ritorno a casa e il momento in cui è stato trovato privo di sensi a Marghera, indaga la procura di Venezia. Ricoverato in rianimazione a Mestre, Kashem si era svegliato martedì pomeriggio. Aveva avuto appena il tempo di avvisare la famiglia e solo di aggiungere che era stato picchiato prima che le sue condizioni peggiorassero al punto tale da richiedere un trasferimento d'urgenza al Policlinico di Padova, dove il suo cuore ha smesso di battere. Prima l'accoltellamento, poi l'aggressione ad una nostra troupe giornalistica. 2 giorni di paura a Mestre in una via Piave che è sempre più fuori controllo. Ancora violenza in via Piave a Mestre. Nella tarda serata di mercoledì una donna di circa 30 anni è stata accoltellata verso le 23 nei pressi del civico 162 tra la concessionaria Gasparini e la pasticceria Partenopea. Per l'episodio è stato arrestato un cittadino tunisino che, secondo le ricostruzioni, avrebbe già aggredito per ben 2 volte nello stesso pomeriggio alle 17 e prima alle 16 la stessa vittima, in un contesto legato allo spaccio e al consumo di stupefacenti. La donna ferita non sarebbe in pericolo di vita. Nel pomeriggio di giovedì, verso le 14, durante un sopralluogo per documentare l'accaduto, è stata aggredita anche una nostra troupe giornalistica. 2 soggetti di origine nordafricana hanno minacciato e aggredito la reporter nel tentativo di impedirle di effettuare le riprese, strattonandola e cercando di prenderle la telecamera. La giornalista è riuscita a rifugiarsi all'interno della pasticceria Partenopea e a chiedere l'intervento della polizia locale. Gli agenti hanno fermato uno dei 2 uomini, risultato già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali, mentre quello più aggressivo, con maglietta bianca e pantaloni lunghi di colore marrone, alla vista dell'arrivo degli agenti, si era già dato alla fuga. Restiamo a Mestre con sporcizia e movide in Calle del Gambero, laterale di via Palazzo. I residenti firmano una petizione per l'installazione di un cancello antidegrado. Chiudere nella parte di via Palazzo con un cancello o di legno o di ferro, naturalmente lasciando libero il passaggio durante il giorno, ma chiuderlo dalle 20 di sera fino alle 7 del mattino. Una petizione firmata dai residenti di Calle del Gambero, stradina residenziale e di passaggio laterale a via Palazzo nel centro di Mestre, per chiedere che venga installato dal comune un cancello che limiti l'accesso nelle ore serali a sbandati che molto spesso si recano nella calle, lontana dalle telecamere, per assumere stupefacenti o consumare alcolici, lasciando sporcizia e degrado. Ho consegnato pochi giorni fa
al protocollo una petizione seguita da 30 firme di cittadini appunto di Calle del Gambero per contrastare il degrado di via Palazzo. Non solo, l'ex consigliere propone anche altre 2 iniziative: la raccolta dei mozziconi di sigarette nel centro della città e la sensibilizzazione all'utilizzo dei contenitori appositi e la costruzione di piccole pareti per la fissione dei necrologi, come già avviene nella municipalità di Marghera. Ma prima fra tutte resta la richiesta dell'installazione del cancello in Calle del Gambero. Pensiamo che questo potrebbe essere una soluzione per contrastare il degrado. Un vero e proprio arsenale sequestrato dalla polizia a Jesolo, centinaia di armi che venivano vendute illegalmente in un negozio in piazza Brescia, accanto a souvenir e giochi per bambini, tirapugni, spade, pugnali, asce e persino delle balestre. La Polizia di Stato ha eseguito un maxi sequestro di armi vendute illegalmente a Jesolo, un piccolo arsenale che veniva proposto al commercio alla luce del sole, in un negozio nel pieno centro della località balneare. Assieme alla polizia locale, il personale del commissariato di Jesolo era impegnato in un'attività di controllo agli esercizi commerciali e, ispezionando la merce esposta in un negozio di piazza Brescia, ha trovato oltre 60 tirapugni, 10 spade, 20 pugnali, 7 asce, 212 coltelli a scatto, 3 balestre, 19 macete e 88 coltelli da caccia. Vere e proprie armi, si legge in un comunicato della questura, vendute accanto a giochi per bambini e souvenir. L'intero materiale è stato posto sotto sequestro e il titolare del negozio è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di fabbricazione o commercio non autorizzato di armi, oltre ad essere sanzionato amministrativamente per la vendita non dichiarata di alcuni prodotti. Delitto di San Stino di Livenza. Si svolgerà nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne massacrata dal nipote 17enne reo confesso. La donna gettata nel fiume dal ragazzo. Da una prima ispezione dell'anatomopatologo Antonello Cernelli presentava almeno una trentina di coltellate in tutto il corpo. Non solo, aveva anche segni di bruciature, questo perché il 17enne aveva tentato di darle fuoco. Il minore ha parlato davanti al giudice raccontando la sua verità. L'arresto per omicidio volontario e occultamento di cadavere è stato convalidato. Il ragazzo è stato portato nel carcere minorile di Rovigo. Intanto per domani è stata organizzata una fiaccolata in memoria di Chiara Guerra alle 20:30. Lo ha annunciato l'amministrazione del Comune del Veneto Orientale. A promuovere l'iniziativa insieme al Comune di San Stino sono l'Istituto Comprensivo Rivalevi Montalcini, dove la donna insegnava, e la parrocchia di San Stino. Insieme, con una fiaccola in mano e nel cuore, è scritto nell'annuncio, per ricordare una donna che ha lasciato un segno luminoso nella nostra comunità. Gesto estremo a soli 13 anni, tragedia nel veneziano, la vittima uno studente modello che in passato aveva subito episodi di bullismo. 13 anni soltanto, avrebbe dovuto sostenere l'esame di Stato orale di terza media poche ore più tardi, invece tutti i suoi sogni, desideri e progetti sono piombati nel buio più nero, la parola fine scritta nel gesto estremo, scoperto dalla mamma nella loro casa nel veneziano. Una tragedia immensa nella complessità della sofferenza adolescenziale, nessun biglietto lasciato al momento trovato dalla famiglia, nessun avvertimento intercettato dagli amici, anche del calcetto che frequentava per 2 volte alla settimana. Questa è una testimonianza chiara di come l'età dei suicidi si stia abbassando in modo significativo. Noi lo stiamo vedendo con i dati nazionali e ahimè più bassa è quell'età, più la scelta è esplosiva, irrazionale, non controllabile, e quindi è difficile anche individuare fattori standardizzabili simili per tutti. Il ragazzino, studente modello, aveva subito degli episodi di bullismo a scuola che sembravano essere stati superati, ma le conseguenze psicologiche possono comunque rimanere nel tempo, avverte lo psicoterapeuta. Purtroppo le atti di bullismo tendono a creare dentro alle menti di questi ragazzi forme di persecuzione, e quindi queste forme di persecuzione creano frustrazione e depressione e in alcuni rari casi anche autolesionismo fino alle forme maniacali suicidarie. Se le cause noi le troviamo all'esterno della persona,
A quel punto, permettetemi, non possiamo più parlare di suicidio ma di omicidio indotto. Il messaggio del dottor Casteller ai ragazzi che stanno vivendo un momento di sofferenza. Molti soffrono, è quando si soffre senza senso che si crea un vuoto, e in quel vuoto qualsiasi cosa può insinuarsi e riempirsi. Infine il suo accorato appello ai genitori del tredicenne. Dico subito ai genitori di questo ragazzo: non percorrete la strada della colpa, non avete colpa sulle azioni di vostro figlio. Questa è una cosa che io posso dire con certezza perché seguo molti casi clinici. La prima cosa che fanno i genitori è quello di chiedersi dove hanno sbagliato. Non c'è un errore da parte della famiglia del genitore, purtroppo sono azioni il più delle volte, soprattutto in tenera età, imprevedibili. Un camion che trasportava 9 tori è uscito di strada tra Cavarzere e San Pietro poco prima delle 2 di stanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autogru e un mezzo di soccorso stradale privato per le operazioni di recupero e messa in sicurezza del veicolo. Gli animali sono stati trasferiti su un altro mezzo per consentire le operazioni di recupero del camion. A seguito dell'incidente uno dei tori è deceduto, mentre gli altri animali non hanno riportato conseguenze. L'autista del camion è rimasto illeso. L'anticiclone nordafricano fa sentire i suoi effetti in Veneto con temperature ben al di sopra della media stagionale. Nel fine settimana attese punte di 36-37 gradi, scatta l'allerta gialla nella nostra regione fino a domani per ondate di calore, caldo record che ci accompagnerà almeno fino a mercoledì, giovedì della prossima settimana con temperature al di sopra dei 30 gradi comunque fino alla fine di giugno. Dramma questa mattina in una piscina termale di Montegrotto, una turista veneziana è morta dopo aver accusato un malore in acqua. Quando il bagnino ha visto il corpo galleggiare si è subito gettato in acqua, ma per la 75enne non c'era già più nulla da fare. Il dramma alle piscine termali preistoriche di Montegrotto Terme. Un'anziana è deceduta in seguito ad un malore. La vittima è Renza Campaci di Cavarzere. Si trovava alle terme in gita con il gruppo della Proloco del suo comune. La donna era da poco entrata in piscina quando ha accusato il malore fatale. Il bagnino ha visto il corpo in acqua ed ha tentato tutte le misure di rianimazione. Immediati anche i soccorsi arrivati dal vicino ospedale di Abano, ma la 75enne era già morta. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito, anche se si tratta di una morte naturale. Si attende in queste ore il nulla osta della procura, la restituzione della salma alla famiglia per i funerali. Si sono riuniti a Jesolo gli stati generali dei comuni balneari e lacustri del Veneto. Sul tavolo le principali sfide del territorio: sicurezza, infrastrutture, servizi e gestione dei flussi turistici. Le richieste sono state raccolte in un documento da portare all'attenzione del governo. I comuni balneari del Veneto fanno fronte comune e chiedono al governo strumenti adeguati per gestire le sfide legate al turismo. Al centro degli stati generali promossi da ANCI Veneto temi come sicurezza, infrastrutture, servizi e tutela del territorio. Obiettivo: trasformare le richieste dei territori in proposte concrete da portare al governo e al Parlamento. Anche la Regione Veneto sostiene il percorso per ottenere un riconoscimento specifico delle comunità costiere e lacustri chiamate ogni anno a gestire milioni di presenze turistiche. Grazie alla conferenza dei sindaci del litorale veneto e al G20 Spiagge è stata elaborata una proposta che è al vaglio della Camera dei Deputati in Parlamento e che rappresenta proprio quello di adeguare i comuni che oggi hanno delle risorse limitate perché viene ragionato sul numero di abitanti su quello che invece è la capacità consolidata, quindi un dato di fatto di quello che è la presenza sul territorio del turismo. A rilanciare le richieste dei sindaci e anche ANCI Veneto. Secondo il presidente Mario Conte servono più risorse e un quadro normativo che riconosca il ruolo strategico delle località turistiche. L'obiettivo di ANCI Veneto è quello di sostenere i comuni in base alle loro necessità, alle loro criticità, con l'obiettivo di far crescere le nostre comunità e i nostri territori. Nei mesi estivi la popolazione di molte località del litorale si moltiplica e aumenta la pressione su servizi e sicurezza. Per il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, è necessario rafforzare il ruolo e gli strumenti della polizia locale.
Le nostre polizie locali, almeno per Jesolo, si occupano di codici rossi, di vigilanza ambientale, edilizia, di baby gang, di maranza, attività da parte di polizia giudiziaria, quindi tantissime cose, e lo facciamo con un inquadramento da impiegati. Questo è l'inquadramento delle nostre polizie locali, quindi spesso li mandiamo anche in contesti delicati. Come amministratori responsabili non possiamo che sollecitare il processo di riforma della polizia locale che è attualmente all'attenzione del Parlamento. Tra le richieste dei sindaci anche norme e finanziamenti dedicati alle cosiddette città fisarmonica, territori che per diversi mesi all'anno vedono crescere in modo esponenziale il numero di residenti e turisti presenti. Le abbiamo elencate oggi e le abbiamo condivise nel corso del tempo con i sindaci. Sicuramente la sicurezza, sicuramente la gestione della viabilità, la gestione dei flussi, la gestione del tema casa, la gestione del tema lavoro. Da Chioggia arriva infine l'appello a investire sulle infrastrutture a partire dalla Romea, considerata strategica per l'intero litorale veneto. ANAS stava lavorando molto bene, aveva anche istituito doppio senso di marcia, c'è stato un cedimento alla struttura, alla soletta sotto, quindi sono intervenuti per sistemare quella parte, però sotto ci sono dei nidi di rondine, i nidi non possono essere spostati, i nidi vuoti non possono essere toccati perché ritornano. Io rispetto tutti, amo gli animali, però non è possibile che la nostra città stia pagando questa situazione che rischia di compromettere i lavori per 2 mesi e mezzo. A Cavallino Treporti apre da domani mattina la nuova area sosta camper di Cassavio, composta da 34 piazzole attrezzate dedicate esclusivamente alla sosta temporanea a pagamento di caravan, autocaravan e veicoli assimilati. Si propone di governare un fenomeno turistico in costante crescita, offrendo servizi adeguati ai camperisti. La nuova area è stata realizzata con risorse comunali per circa 500.000 euro. L'intervento ha portato anche ad una riqualificazione ambientale con la messa a dimora di circa 50 alberi ad alto fusto. La visita a Venezia ieri del Presidente della Repubblica Mattarella con il Re di Spagna e il Presidente del Portogallo ha regalato un momento di forte emozione durante la visita alla Basilica Cattedrale di San Marco. Allora, ecco alcune immagini che siamo in grado in esclusiva di regalarvi di questo momento storico che rimarrà indimenticabile per la città. Mai si ricorda il precedente di 3 capi di Stato in visita insieme in contemporanea alla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia. Così, mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con i suoi ospiti il Re di Spagna Felipe e il Presidente della Repubblica Portoghese José António Seguro scendevano fino in cripta per rendere omaggio alla tomba dell'Evangelista Marco, risuonava forte un potente richiamo alla pace e alle parole dell'Evangelista Pax Tibi. Gli illustri ospiti sono stati accolti dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, e sono rimasti incantati dalle spiegazioni del proto della Basilica, architetto professore Mario Piana, che li ha guidati, e dal primo procuratore di San Marco, avvocato Bruno Barel. Si avviava così, verso il tramonto, un'altra giornata storica per Venezia, ben sintetizzata dalle parole del prefetto Darko Perlos. È tutto merito di Venezia, perché ha combinato una condizione straordinaria, una coreografia straordinaria, e quindi dobbiamo essere grati soltanto a questa grandissima città. Da Barel invito i 3 ospiti a tornare presto in Basilica con le loro famiglie. Ospiti eccezionali, non ricordi di 3 capi di Stato contemporaneamente, il nostro Presidente Mattarella, il Re di Spagna, Felipe VI, e il Presidente Seguro del Portogallo, e hanno visitato la Basilica sia nella navata principale, sul presbiterio, sono saliti anche al nostro museo, hanno visto la quadriga dei cavalli che sono arrivati dal Circo Massimo da Costantinopoli, e anche hanno visto la Basilica dall'alto. Alcune sorprese non sono mancate per le delegazioni. Abbiamo preparato dei cuscini di fiori con i colori delle loro bandiere nazionali davanti all'altare di San Marco. Abbiamo donato loro delle oselle con una riproduzione simbolica delle cupole della Basilica e con inciso il nome di ciascuno, perché resti in loro questo ricordo. E per loro la Basilica era stata preparata dai nostri bravissimi collaboratori con un volto speciale. Abbiamo tolto tutti i tappeti, tutte le sedie, così hanno potuto ammirare tutti i mosaici della pavimentazione. Gli adulti che
che non vogliono crescere, il rapporto con la fatica dal Novecento ad oggi sono due dei temi che hanno affrontato gli studenti nella prima prova d'esame di maturità. Non mi piacevano così tanto le tracce, però ho scelto la B3, che era un discorso sugli adolescenti. Su cosa? Sulla paura degli adulti nel crescere effettivamente e comportarsi da adulti, ma si comportano più come giovani. Per i maturandi la traccia B3 della prova di italiano è un'analisi che può apparire quasi una sorta di processo alle generazioni immediatamente precedenti alla loro. Nello specifico a chi cerca di evitare il passaggio all'età matura rincorrendo l'ideale di un'eterna giovinezza. Un argomento a cui comunque sono stato già abituato, cioè nel senso avevo già sentito in generale in TV o comunque per esempio nei social, se ne parla ogni tanto. Per esempio il giornalista aveva usato un termine che era adultescenti e io avevo già sentito questo termine, quindi appena ho letto adultescenti ho detto ok, è qualcosa che ho già sentito, potrei parlarne, anche perché sinceramente le altre tracce non mi hanno convinto tanto. Interessante anche la traccia C2 sulla fatica, su come sia cambiato il rapporto con la fatica. E come la vedono i giovani la fatica? Ma dipende a seconda di come ti hanno cresciuto i genitori. Io per esempio ho scritto che ci sono genitori che impediscono ai figli di vedere come effettivamente faticare nella vita, mentre ci sono ragazzi che invece da quando sono piccoli sono costretti a faticare perché hanno delle figure genitoriali che comunque non sono presenti nella loro vita. La fatica che dopo il Novecento si era un po', tutti quanti evitavano cercando scorciatoie. Io l'ho sviluppata facendo dei riferimenti culturali come per esempio il Pirandello, il romanzo La Malora di Peppe Fanoglio e anche Giovanni Verga. È benissimo. Speriamo di sì. Queste interviste sono state raccolte a Mestre tra il Franchetti, il Guggenheim e lo Zuccante. Questo ragazzo ha scelto una traccia tratta da un articolo uscito quest'anno. Parlava di questa donna che aveva portato di notte la figlia a vedere l'aurora boreale e la differenza di emozioni che hanno provato tra di loro. Allora ho dovuto fare i collegamenti con Leopardi per descrivere che i figli, i bambini, hanno delle emozioni diverse rispetto che agli adulti. Altre tracce erano sull'Assemblea Costituente con un discorso di Giuseppe Saragat, oppure una poesia di Cesare Pavese o ancora un estratto dal diario di Vitaliano Brancati. Parlava del ruolo della memoria, del ruolo dell'importanza di conservare la memoria e di insomma anche poi trasmetterla appunto ai posteri, alle nuove generazioni. Era una traccia abbastanza semplice, soprattutto con molti collegamenti possibili. Gli alpini del nord-est si radunano a Gemona e Antenna 3, come sempre, seguirà in diretta tutti gli eventi ogni giorno con servizi e collegamenti nei telegiornali. Domani mattina dalle 8:15 collegamenti da Gemona e Venzone per la commemorazione dei caduti delle guerre e del terremoto del 76. Alle 21 sempre domani dal Duomo di Gemona in diretta la serata con i cori alpini. Sabato dalle 8:15 per tutto il giorno collegamenti da Gemona, dal Tarvisio e da alcuni dei cantieri che videro protagonisti gli alpini nella ricostruzione dopo il terremoto. E poi domenica dalle 7:15 racconteremo lo sfilamento per le vie di Gemona fino al passaggio della Stecca con gli alpini di Treviso. Tutto il raduno del terzo raggruppamento alpini dunque in diretta su Antenna 3. E con questo appuntamento da segnare in calendario noi ci fermiamo, è tutto da Venezia e provincia, ora sigla e previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata.